Buongiorno a tutti, benvenuti in sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Io porto i saluti del Presidente del Consiglio regionale, dottor Luca Zaia, ma anche il saluto del Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani, e do il benvenuto naturalmente ai nostri ospiti, in particolare Giorgia Miazzo, che è qui a presentare appunto il suo libro assieme a Gianluca Parise. Ringrazio in particolare Giorgia Miazzo perché oltre a essere linguista, ricercatrice e presidente del centro studi Grandi Migrazioni è anche una mia concittadina e quindi lasciatemelo dire con orgoglio ci troviamo qui in Consiglio regionale a presentare questo libro, a presentare assieme questo libro, quindi è un piacere veramente immenso e soprattutto un orgoglio per il nostro territorio e per la nostra comunità. Centro Studi Grandi Migrazioni, che è un'associazione che viene anche dal nostro territorio, quindi a maggior ragione fa un lavoro importantissimo nel dare voce a milioni di italiani che sono migrati in questo libro in particolare in Europa, ma anche nei 5 continenti. Quindi il Centro Studi Grandi Migrazioni quindi fa un grandissimo lavoro proprio per promuovere la cultura delle nostre terre, delle nostre radici, dei nostri cittadini che hanno, diciamo, viaggiato in tutto il mondo per trovare un futuro migliore, per avere una speranza di vita migliore e purtroppo a volte anche lasciando parenti, lasciando il proprio territorio, lasciando purtroppo anche a volte la vita. Quindi veramente grazie per il lavoro che fate come associazione perché è importantissimo ed è una testimonianza che resta con un grandissimo valore al nostro territorio e anche alla nostra bellissima regione Veneto. E quindi in questo libro che si intitola Migrazioni italiane in Europa, testimonianze e storie della comunità italiana tra Belgio, Francia, Svizzera e Germania, vengono raccontate appunto queste storie dei nostri connazionali, anche coregionali, che dal nostro Veneto sono partiti, ci diceva, lasciando il proprio territorio, la propria famiglia, i propri affetti e cercando di trovare un mondo migliore tra mille difficoltà che sono state di vario tipo, da quelle linguistiche a quelle appunto dell'integrazione, anche quelle del mondo del lavoro e purtroppo, come appunto poi avremo le testimonianze, alcune persone proprio morirono in contesti lavorativi difficili dove la sicurezza sicuramente non era, diciamo, ancora concepita e non a caso, insomma, ricordiamo anche la strage, che è il dramma di Marcinelle, con tanti nostri connazionali, 136, che lasciarono la vita in questo dramma, che poi diede anche un risalto particolare a quello che è la concezione della sicurezza del mondo del lavoro in tutta Europa e quindi un'attenzione particolare rispetto anche a questo tema, che è un tema anche attuale. È un tema attuale anche quello dell'immigrazione, anche questo è un tema che questo libro forse ci fa anche riflettere, ci lascia un po' come testimonianza, quello di riuscire, ecco, a capire e ricordare quello che hanno fatto i nostri cittadini italiani che hanno cercato altre terre, quello che succede anche oggi per altre nazionalità e quindi ci permette, lasciatemi dire, anche ci lascia una riflessione su quello che è anche l'approccio che dobbiamo avere rispetto a questo tema, no? Un tema che purtroppo a volte viene anche, diciamo, banalizzato, ma è un tema dalle radici profonde della nostra storia e quindi ci ricorda anche come appunto bisogna avere uno sguardo equilibrato e anche responsabile rispetto a un fenomeno che è presente oggi nelle nostre terre e che però sottolinea anche l'importanza dell'integrazione che nasce dall'incontro tra le persone, tra le comunità, che richiede la disponibilità dell'accoglienza dei paesi che appunto accolgono, ma anche il rispetto delle regole di chi arriva, della cultura e dei valori del paese che accoglie. Quindi una riflessione anche su questo credo sia importante dal punto di vista politico. E noi come Regione sosteniamo questi progetti, lo facciamo attraverso la legge regionale 2 del 2003, che è una legge che finanzia e sostiene le associazioni dei Veneti nel mondo. Riteniamo importante ricordare
le radici della nostra terra, la nostra storia, i nostri antenati, i nostri connazionali, e quindi ecco, ringrazio e dopo lascio la parola a Giorgia Miazzo per tutto il lavoro che voi fate come associazioni e come professionisti del settore su questo tema, perché è un tema che non guarda solo al passato ma guarda anche al nostro futuro. Infatti mi piaceva concludere con una citazione di Giovanni Paolo II che diceva che un popolo che dimentica la propria storia è un popolo che smarrisce il proprio futuro, e quindi credo che da qui dobbiamo partire ricordando attraverso le testimonianze dei nostri cittadini che non ci sono più cosa siamo stati, per capire anche cosa saremo in futuro. Quindi grazie per la vostra testimonianza e lascio la parola a Giorgia Miazzo. Buongiorno a tutti, ringrazio l'istituzione del Consiglio regionale per questo invito, in particolare il consigliere regionale Eric Pasqualon che ha permesso questo evento. Desidero ringraziare anche molti di voi che sono in particolare associati del Centro Studi Grandi Migrazioni e stanno credendo in questa realtà che abbiamo fondato e che lavora proprio sul patrimonio materiale e immateriale degli italiani, e poi con l'architetto Parise, che è vicepresidente dell'associazione, conosceremo un po' di più quello che stiamo facendo. Ringrazio tutti voi per questa importante presenza, in particolare anche il signor Bruno Moretto, che anche lui è associato del Centro Studi da anni, è come me appassionato della storia delle grandi migrazioni, presente anche oggi, e ringrazio di cuore anche oggi due persone che sono venute per la presentazione di questo libro, ma per in particolare questa storia, che sono Ilvana Piccin, che con la famiglia è qui, che poi avremo la fortuna anche di conoscere e fare insomma due parole assieme, che è appunto una orfana dei caduti, dei luoghi di lavoro, quindi in questo caso della tragedia di Marcinelle, e Ghislaine Rossetto, anche lei una testimone di vita in Belgio con un padre minatore. Quindi vi ringrazio di cuore, per me mi avete fatto un grandissimo regalo ad essere qui oggi. E non l'avete fatto solo a me, l'avete fatto a tutte le persone presenti, a chi potrà ascoltarci a distanza da remoto, perché siete la parte storica che non va dimenticata, la nostra memoria, e grande rispetto per la vostra presenza oggi. Passerei la parola adesso all'architetto Parise per una illustrazione del Centro Studi. Grazie. Ringrazio a tutti i presenti, alla Regione, per l'attenzione e l'impegno nel promuovere questa pagina di storia straordinaria, a volte anche poco conosciuta, che è quella delle grandi migrazioni. E noi come Centro Studi stiamo portando avanti da anni, e con impegno, e direi anche con la nostra sensibilità, un percorso di valorizzazione di questo percorso storico, che non è solo del passato, ma direi di grandissima attualità. Pensiamo a quanti giovani nuovamente stanno partendo, stanno lasciando le nostre piazze, le nostre vie, le nostre città, per cercare un futuro diverso. Situazioni sicuramente diverse rispetto alle dinamiche del 1900, del 1800, però c'è il desiderio di conquista, quel desiderio di trovare un nuovo percorso e di mettersi in gioco anche rispetto a un mondo al di fuori dal Veneto, al di fuori dall'Italia. Io oggi velocissimamente vi presenterò alcuni passaggi del nostro percorso di ricerca, non so se eccolo qui, che è cominciato qualche anno fa, una ventina di anni fa, e che ha cercato ogni anno di promuovere e di proporre nuovi stimoli per far conoscere appunto questo percorso, attraverso l'arte, attraverso la fotografia, attraverso una ricerca, come vedremo oggi, anche puntuale rispetto ad alcune comunità italiane all'estero, ma dall'altro un percorso attento nel definire e nel ricercare degli archivi fotografici, per esempio con questo progetto Veneti al di là del mar, dove a fianco alla sofferenza, al fianco della difficoltà, del dolore, di questo pionierismo, di questa migrazione che arrivava nelle Americhe,
qui nella copertina ad esempio viene celebrata con questa festa, no? Pensiamo alla festa delle piazze, la festa dell'Unione, la fanfara che i nostri migranti, anche con la fisarmonica, le chitarre, portavano al di là del mar, perché sono riusciti a creare veramente un nuovo Veneto, nuova comunità oltreoceano o nelle città e nei paesi di insediamento. Anche qui un altro progetto, le grandi migrazioni al colori, dove si è cercato di dare voce attraverso anche il colore a quelle piccole grandi storie che partivano dai mari, e con poi un lavoro di ricerca che è specifico alla migrazione dal nord Italia, dove il centro studi ha cercato di raccontare questo viaggio che è sì del Veneto, con grandissimi numeri, ma anche del Friuli, ma anche della Lombardia, del Piemonte, per tanti passando per Genova, ma pensate nel 1900 uno dei porti della nostra regione principale era Le Havre, addirittura in Francia. Quindi era più facile, no, sbarcare per le Americhe passando anche per quei porti, in questo caso in particolar modo per il Nord America, con un viaggio, no, di prossimità, di qualche giorno in meno, attraverso anche l'industria navale che era già più matura, quella francese, quella inglese rispetto a quella italiana, che però crescerà appunto anche grazie a questo numero enorme di italiani, di veneti, che hanno deciso di giocarsela, no? Di andare al di là del percorso della quotidianità. Un Veneto che nel 1700, 1600, 1800 era abituato a migrare, c'era già una migrazione stagionale, pensiamo già che il 10-20% delle popolazioni dei nostri comuni spesso e volentieri migrava con spostamenti locali, spostamenti provinciali, regionali, addirittura oltre Alpe, cioè dove la Slovenia, dove la Croazia, dove a volte anche la Romania erano luoghi di lavoro temporaneo, nelle ferrovie, a far carbone, si lavorava qualche mese e poi si tornava, a volte anche avendo dei figli al di là dei confini del nostro territorio. Così pure in Svizzera, Germania, Francia, ecco, e poi scopriremo appunto questo percorso straordinario narrato da dottoressa Migliazzo. È un percorso che viene indagato con una pubblicazione che è Migrazioni italiane in America Latina, proprio perché questa è una pagina straordinaria che incuriosisce, appassiona, e come centro studi ha creato veramente degli stimoli importanti che abbiamo cercato di trasmettere a più livelli, nelle scuole superiori, scuole medie, le università, che crediamo un centro importantissimo anche per valorizzare queste piccole storie che invece hanno trasformato il nostro territorio, e fino direi ad arrivare a un grande lavoro nelle comunità, nei comuni del nostro territorio, ma anche all'estero, proprio perché questa pagina è viva, è concreta e direi che strappa qualche lacrima ancora. E così un percorso che ci porta negli Stati Uniti, in Canada, con l'America degli italiani, dove scopriamo che quelle storie sono simili. Si partiva, si lasciava il porto, si lasciava la propria casa per sempre, no? Quasi un addio, soprattutto nelle prime migrazioni. E poi un progetto in cui siamo molto legati perché da una parte la ricerca storica è fondamentale, è importantissima, la conservazione, la valorizzazione, ma dall'altra anche a cercare dei nuovi stimoli, delle nuove vie per far conoscere questo legame che è ancora vivo e sorprendente tra le comunità italiane all'estero. E qui abbiamo questo progetto che si chiama Oro Giallo, nel quale abbiamo cercato di unire queste narrazioni migratorie attraverso la polenta, il mais, e al fianco di quello che può essere un percorso interessantissimo come quello dell'uva, cercando di unire quelle feste che oggi diventano sì ricordo delle tradizioni, del passato, della cucina, dello stare nelle case dei nonni, del lavoro quotidiano e del lavoro anche agricolo, ma dall'altro una nuova opportunità per le nostre comunità locali, regionali, ma direi anche estere, nell'unirsi attraverso anche una promozione del territorio, attraverso anche delle vie turistiche, delle vie commerciali che fanno arrivare, pensate bene, non so, da San Paolo, città di ben 20 milioni di abitanti, nel sud del Brasile, con anche un processo turistico, numeri turistici di 500.000 turisti, giovani, famiglie che vogliono scoprire per esempio le origini italiane, no, venete del Brasile.
E quindi questo lavoro ha permesso per esempio di unire anche con dei patti di amicizia città come Treviso, no, in particolar modo Castelminio di Resana, Covenda Nova Domigranci, che è una cittadina nello Spirito Santo dove tutt'oggi, no, si celebra, si inneggia e addirittura una scritta quasi simile a quella di Hollywood americana con scritto Festa da Polenta, ecco, per cui una realtà direi assolutamente straordinaria. Ecco, concludo cercando di evidenziare anche un aspetto importantissimo, è quello di essere presenti nel territorio. Noi stiamo promuovendo il Festival delle Grandi Migrazioni da diversi anni ed è un festival che unisce le città delle nostre province con tantissime città per esempio Brasile e dell'Argentina, con degli eventi anche negli Stati Uniti specifici, mirati, per raccontare e celebrare ai giovani e ai meno giovani appunto questa pagina straordinaria. E concludo con un altro progetto che abbiamo sviluppato qualche anno fa, che è Round the World Ticket, dove come centro studi abbiamo fatto delle ricerche promuovendo dei video che in un giorno ci portavano dall'Australia fino agli Stati Uniti, seguendo il fuso orario, e ogni ora avevamo una testimonianza delle nostre comunità italiane all'estero. E direi questo biglietto che esiste è un biglietto di viaggio che io stimolo, propongo a chi ha coraggio di appunto utilizzarlo. Noi figurativamente l'abbiamo proposto per le nostre comunità e ci hanno permesso appunto di unirle, no, in maniera simbolica, in maniera importante. Ecco, è stato molto utile. E Dolce la Vita è un ultimo progetto nel quale si è andata a celebrare quella dolce vita che proprio dolce non è stata, attraverso la promozione del Made in Italy, che ci ha permesso di entrare anche nelle scuole, entrare anche nelle comunità, raccontando le storie di una Moca Bialetti, di una moto Laverda, che sono simboli di un'epoca storica, il sogno dell'italianità, delle conquiste, pensiamo degli anni 50, di avere le prime moto che permettevano a tanti di non andare solo a piedi e che raccontano per esempio un'Italia in trasformazione. E per chiudere, un progetto direi stimolante che è aperto in maniera attenta alle scuole, in maniera attenta alle nuove generazioni che a volte non conoscono questi racconti, che a volte sono impolverati nei cassetti come le lettere dei nostri migranti, dei nostri bisnonni, dei nostri antenati. Ecco, noi abbiamo proposto questo progetto che si chiama Americalandia, che è il primo gioco da tavolo sulle grandi viaggi, le grandi scoperte, partendo con i nostri protagonisti come appunto adesso mi sfuggono alcuni nomi, Clorindo Testa ad esempio, argentino, come Frescura, noto geografo, appunto ci permette di giocare con gli studenti, con i ragazzi e far conoscere questo percorso. Questo progetto nasce da un parco divertimenti vero e proprio che doveva essere fatto prima del grande problema del Covid e che purtroppo ha chiuso questa possibilità, ma che è diventato un gioco vero e proprio. E chiudendo, ecco, forse uno dei strumenti direi più interessanti con i quali abbiamo proprio cominciato anche questo percorso, che è una pubblicazione sulla lingua dell'italiano, del veneto brasiliano, attraverso il quale siamo entrati nelle comunità italiane e brasiliane raccontando questo legame vivo e presente attraverso le lingue madri. Pensiamo al veneto, il vicentino, il bellunese, ma pensiamo anche al furlan, il bergamasco, il cremonese, il mantuan, lingue che sono ancora presenti, a volte con qualche parola meno, qualche parola che si è persa, ma che raccontano un legame ancora vivo e presente nelle comunità italiane all'estero. E chiudo con un percorso parallelo che abbiamo fatto, che è legato sempre a una progettualità svolta con la Regione Veneto, che ha permesso di avere un sostegno in parte appunto a questa progettualità, che è il racconto di due mondi, ovvero sia un documentario che unisce più o meno 1 migliaio di interviste fatte in italiano, in veneto e in portoghese, e che ci hanno portato dentro alle case, alle famiglie, ai racconti, ai cuori, alle passioni appunto di tanti veneti che sono al di là del mare, che ci stanno a volte anche aspettando, che sono curiosi e che vogliono raccontarsi.
Quindi il Centro Studi, ecco, con questo percorso vuole sostenere una storia che è attuale, una storia che è presente e che oggi scopriremo in uno dei centri importanti migratori, che è quello del continente europeo, dove ben 10 milioni di abitanti, 10 milioni di migranti hanno viaggiato oltre Alpe tra Francia, Germania, Svizzera e Belgio. Buona continuazione. Bene, grazie. Sì, grazie. Sì, c'è l'altro PowerPoint. E allora, sì, siamo a parlare di grandi migrazioni italiane in Europa, storia e testimonianze delle comunità italiane tra Belgio, Francia, Svizzera e Germania. Chi mi conosce sa che ormai da 20 anni di più anche mi occupo di italiani nelle Americhe, una mia grande passione. Con queste comunità ci ho vissuto parecchi anni, quindi ho un bagaglio anche di testimonianze sul campo veramente meraviglioso, persone che alcune già non ci sono più perché poi gli anni passano e la storia dell'emigrazione inizia ad allontanarsi così dal nostro presente, però quest'anno mi sentivo davvero di fare qualcosa per l'Europa, la nostra Europa, e per raccontare qualcosa che forse non conosciamo abbastanza bene, e ci tenevo che fosse proprio quest'anno per via di tutti questi anniversari importanti che esistono, anche perché ricordare queste vicende negli anniversari ha un valore sicuramente profondo, perché trasforma la storia privata di una famiglia, di una comunità, in una memoria collettiva e condivisa in un paese che conosce poco la propria storia migratoria, un po' per vergogna, un po' perché i migranti partono e non sempre sono stati, ecco così, tutelati, seguiti, e poi perché se ne sono andati, quindi non fanno più parte di una nazione, e un po' perché non c'è un capitolo di storia nei nostri libri didattici che tratta una diaspora, un esodo che è stato incredibile, 30 milioni di partenze durante le grandi migrazioni e 10 di queste sono finite proprio in Europa. Sono numeri importantissimi che vedono un'Italia svuotarsi, quindi lasciare anche la possibilità a chi rimane di riuscire a costruirsi fino a poi quello che è stato anche il gran boom economico che è stato reso possibile anche grazie proprio alle rimesse, agli aiuti che i nostri italiani ci hanno mandato in patria. E oggigiorno di nuovo ripensando al presente per collegare questa storia, che è una storia comunque dei ieri, dei nostri nonni, dei nostri prozii, a quello che è una comunità di expat, di nuove mobilità, quindi di italiani che stanno ripartendo, solo 1 milione dal anno 2000 per l'Europa, quindi pensate che numeri importanti, e circa 10 milioni se contiamo anche tutti i discendenti alla seconda, terza, quarta generazione che oggigiorno vivono qui vicino, perché i confini sono molto più vicini rispetto a quello che sono i nostri oceani, che ci portano poi ai nostri italiani in Australia, nelle Americhe e quant'altro, ma che sono i nostri ambasciatori, i nostri messaggeri. E costruire questo tipo di progetti, come anche l'architetto Parise raccontava, è molto interessante perché è un legame fondamentale che permette anche di recuperare un patrimonio che noi abbiamo perso e che oggigiorno ci sembra già qualcosa, ecco, di molto remoto. E per darvi un po', ecco, questo lavoro è stato un lavoro molto importante che mi ha portato a studiare molto, perché si parla di numeri, si parla di partenze, soprattutto del secondo dopoguerra, perché racconta proprio di un'Italia che ha bisogno di farcela, di sopravvivere alla grande crisi agricola, e con un'Europa che è molto attraente e che promette veramente tanti tipi di professionalità, manodopera in un settore appunto dell'industria pesante, la metallurgica, la siderurgica, il settore minerario, e che ci vede appunto in questi 4 paesi che vedete appunto in questa pubblicazione. Però ecco, i miei lavori non si limitano mai ai numeri, alla parte della storia, che comunque è importantissima, perché così possiamo capire anche, no, che cos'è oggi una comunità italiana all'estero. E in questo lavoro ci sono degli aspetti interessanti, che sono tutto il corredo iconografico. Ho lavorato con molti archivi nazionali ma anche internazionali, sono stata presente anche a Bois de Casier lavorando con
i ricercatori proprio per ottenere anche alcune immagini, diciamo così, inedite, o comunque alcuni documenti che possono provare a ripercorrere, secondo anche la mia sensibilità, questa storia, ma non solo. Abbiamo archivi svizzeri e quant'altro, dei fondi importanti che hanno donato queste foto per essere appunto condivise con l'Italia. E insieme a questo un percorso linguistico, quello che è il mio percorso di vita, e che racconta anche come l'italiano sopravvive in maniera difficile in Europa, perché ovviamente siamo in terre molto contaminate, però che sopravvive e ci permette di tenere un fil rouge che ci accompagna anche attraverso il suono, le musicalità anche dei dialetti, delle lingue locali, in una terra che è quella dell'Europa, che ormai è assolutamente non identitaria, se pensiamo solo in questi ultimi 50-60 anni, ecco, di storia. E insieme a questo il valore più grande ce l'hanno sicuramente le testimonianze che chiudono poi questo libro. Ci sono delle testimonianze all'interno, ma poi appunto di persone che hanno vissuto in Belgio, come Ghislaine e il fratello, che hanno raccontato parti di storia interessantissima, ma anche appunto 4 orfani di caduti sul lavoro, proprio perché è importante, insomma, ricordare il senso non solo della forza dell'emigrazione, il valore della dignità, del coraggio, ma anche il senso del dolore che poi tutto questo lascia, e che poi viene, insomma, ad accompagnare una vita di chi rimane qui senza genitori. È un percorso che parte dalla Germania, che ha accolto, pensate, in quegli anni 2,5 milioni di italiani, e è partita, ecco, il rapporto con l'Italia con il 7° protocollo segreto del 1940, dove è stato inviato un numero di 216.000 operai in cambio di carbone, con uno sfruttamento coatto proprio di 650.000 internati militari italiani legati appunto alla guerra, perché era difficile poi, ecco, avere dei rapporti buoni e ottenere, insomma, lavoratori che accettassero questo tipo di professionalità. E solo nel 1955, quindi 15 anni dopo, il protocollo italo-tedesco, che regola l'assunzione di lavoratori italiani per la ricostruzione di una Germania che era assolutamente distrutta, quindi vengono inseriti nei land industriali, però in un contesto di rotazione, in modo da evitare tutto quello che era il concetto di forestieri. I forestieri non potevano fermarsi nel paese, non erano cittadini, erano lavoratori del governo, e quindi dopo 9 mesi dovevano ritornare in patria per poi rientrare. Quindi sicuramente un'emigrazione soprattutto del nord Italia, che permetteva per vicinanza fisica questo tipo di rapporto, però dove la famiglia rimaneva appunto in Italia e non si creava comunità all'estero. E addirittura anche negli anni 70-80 la Germania è terrorizzata di avere un numero importante di italiani in queste terre. Abbiamo tensioni xenofobe fino agli anni 90, e c'è una legge proprio nel 1973 e poi anche nell'80 che blocca fino al 10% l'arrivo degli italiani. Esiste poi solo dal 2007 il piano di Angela Merkel, che integra gli italiani, ma non solo, i migranti, lavoratori inseriti con alcune importanti formazioni nel piano nazionale di integrazione, vengono chiamati Mitbürger, che sono proprio gli nuovi cittadini tedeschi. Quindi una storia difficile, che poi così racconta di persone che non vengono così nominate come... Scusate, ecco, c'è qualche immagine, sono andata troppo avanti, ecco, vi accompagna qualche immagine, ecco, storica, e vengono chiamati Troloisen Tomaten, quindi sporchi pomodori, Itaca, italianacci, spaghetti fresser, mangiatori di spaghetti, ma nel senso dispregiativo del termine, con violenti tumulti anche xenofobi di nuovo, e questo ci rapporta anche alla storia degli italiani in Svizzera, una Svizzera che, pensate, così piccola, accoglie più di 4 milioni di italiani in quegli anni. Già dagli anni del Novecento raddoppia la sua popolazione, e metà dell'emigrazione post bellica italiana va a finire proprio in questa Svizzera, con anche i cantoni ovviamente italiani. E abbiamo un accordo importante, l'accordo italo-svizzero del 1948, di nuovo con il sistema stagionale ripreso anche dalla Germania, con massimo 9 mesi questi lavoratori rimangono, ma quindi non permettendo il ricongiungimento familiare. Questo avviene per più di 20 anni,
però lo stesso registrando più di 100.000 ingressi annui di italiani, pensate. E nel 1950 gli stranieri erano tantissimi e metà di loro erano italiani. Poi inizia ad arrivare anche il meridione con migrazioni appunto importanti, e quindi si inizia a parlare anche di così accettazione familiare, ma quello che accompagna la Svizzera è un fenomeno molto molto triste, che queste sono alcune immagini che vi mostrano anche alcune baracche, ecco i luoghi dove i nostri lavoratori rimanevano, ma un fenomeno che è assolutamente triste, che è quello dei bambini nascosti. Erano accettati i genitori, quindi i lavoratori, ma non era contemplato che avessero una famiglia e dei figli, quindi i figli erano proprio clandestini, entravano all'interno dei bagagliai, passando per il confine svizzero, venivano nascosti per tutta l'infanzia dentro gli armadi, sotto i letti, e qua si parla di un fenomeno di ufficialmente 50.000 bambini, ma poi sono molti di più. Questi bambini che sono diventati oggi degli adulti, alcuni di questi intervistati anche in questo libro, e parlano ancora sottovoce perché sono cresciuti senza poter farsi sentire, non si poteva andare a scuola, non si poteva rompersi un braccio, non si poteva stare male perché non esistevano. Quindi pensate quanto dolore per le nostre famiglie, pur di avere un lavoro, entrare in una Svizzera che non ha mai accettato gli italiani come esseri umani, come persone con una famiglia, uno spirito, un'anima, ma solo appunto come enti produttivi. Questa realtà della clandestinità poi va a scemare negli anni 70, ma pensate che l'ultima legge, quella ufficiale che chiude definitivamente questo fenomeno, data 2002, quindi è una storia molto triste. Insieme a questo di nuovo abbiamo realtà molto tristi, come negli anni 60 vengono umiliati con controlli sanitari, con i disinfestanti poi come il DDT, e anche altri controlli per limitare l'arrivo. Ma qui andiamo di nuovo e entriamo in quello che è anche un fenomeno di cui vi parlavo prima. Si parla dei 70 anni quest'anno di Marcinelle, però in questo libro ci tenevo a raccontare, sebbene sono storie tristi, tragiche, però il senso era anche quello di farci sentire il coraggio, la forza e ancora di più poi l'orgoglio per questa storia. Quindi spero che poi usciate da qua con questo sentimento. Ma qua siamo a Mattmark, che l'anno scorso appunto ha avuto i 60 anni proprio della ricorrenza della tragedia. Siamo a 2200 metri e qui abbiamo lavoratori dai 18 ai 40 anni che lavorano con turni massacranti, pensate, 16 ore al giorno. Questo poi avverrà anche nelle miniere e quant'altro, persone che partono e devono produrre, quindi si lavora nella fretta, sono incidenti spesso preannunciati e non c'è formazione, quindi è tutto quello che potete pensare. È difficile, no? Sono condizioni durissime e queste persone coraggiose decidono, ecco, di accettare questi lavori pericolosi. Crolla con 2 milioni di metri cubi di ghiacciaio sopra a un cantiere della diga questo masso, e porta a 88 vittime, di cui 56 italiani, in particolare 17 bellunesi. E quindi è una delle orfane di queste vittime è intervistata nel libro, e quindi è una delle 4 interviste a cui ho dato grande valore. Che è la signora Fabiane. Così poi quest'anno sono i 60 anni della tragedia della galliera di Roibiei nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana, con 17 minatori morti a causa di esalazione di monossido di carbonio, e poi ricordiamo anche i trafori del San Gottardo e del Sempione, quindi sono tanti. Qui vedete, ecco, alcune immagini. Nel San Gottardo perdono la vita 200 minatori, quasi tutti italiani, e nel Sempione 63 infortunati, e poi in maniera letale. Passiamo alla Francia, che è un capitolo anche questo molto interessante, perché la Francia è la più grande comunità italiana che abbiamo oggigiorno in Europa, e anche lei ospita 4 milioni di migranti, che oggigiorno sono ovviamente discendenti, e che accoglie nella prima grande fase l'80% dei suoi stranieri, quindi come italiani. E una storia che questa molto, molto triste, perché inizia con i rapporti, lo sfruttamento dei minori all'interno delle vetrerie delle Gras, dove questi bambini
fino ai 14 anni lavorano in queste fabbriche, moriranno poi per tubercolosi, malnutrizione, dopo anni anche di sfruttamento, ma questo porterà poi alle prime leggi anche di tutela sul lavoro, anche il lavoro minorile. Però la Francia, per motivi anche ovviamente così geografici, ha sempre preferito l'Italia come popolo migrante, nonostante i controlli siano sempre stati molto serrati, molto duri rispetto agli italiani, con trattati del lavoro bilaterali, anche questi sempre stagionali, e noi dai francesi eravamo chiamati, come anche in realtà dal popolo belga, macaroni, quindi è una parola che conosciamo bene, mangeur de ficelle, quindi mangiatori di nuovo di spaghetti, selles italien, quindi sporchi italiani, i musineri, e poi sapete che c'erano questi cartelli all'interno, alle porte, ecco, dei caffè, dei bar, con scritto vietato entrare ai cani e agli italiani. Quindi i vespri marsigliesi sono un altro esempio, un assalto xenofobo dove muoiono italiani nell'81 e poi nell'83 il massacro di Aigues-Mortes, dove un attacco organizzato, di cui non si è ancora capito il motivo, perdono la vita altri 9 italiani per motivi appunto di razzismo. E in Francia abbiamo quest'anno, anche non solo con Marcinelle, ma anche qui una grande un anniversario che noi abbiamo già perso, perché sono passati 120 anni, quindi di nuovo ci sembra una storia medievale, ma in realtà è il più grande incidente minerario che ha avuto l'Europa, dove sono morti 1100 italiani, pensate nel nord della Francia, appunto Courrières, e di questi 200 minori e 200 italiani. Quindi ecco, da ricordare assolutamente questo, e pensiamo che anche qui movimenti importantissimi poi per i primi riconoscimenti per la sicurezza sul lavoro, in quanto 50.000 operai poi si sono così adoperati per dire basta, per metterci uno stop e per richiedere insomma migliori condizioni di lavoro. Insieme a questo l'incidente di Isurte, che riguarda di nuovo qua qualche immagine. Questi sono dei veronesi che partono per le piantagioni della barbabietola da zucchero, e così qualche immagine storica. E qui avete il discorso degli incontri, scusate che va avanti, degli incontri della parte insomma del razzismo, degli eventi xenofobi, e qualche immagine invece di Courrières e poi appunto di Isurte. Ecco. Isurte invece riguarda una città idroelettrica nei Pirenei a 1600 metri, e di nuovo per problemi di sicurezza, di posizionamento delle baracche e quant'altro, con il freddo arriva una violenta tromba d'aria che scoperchia insomma queste baracche e fa perdere la vita a 31 persone, 2 francesi e 29 italiani, di questi anche veneti, piemontesi e friulani. Però questo che era anche il senso di questo lavoro è farvi conoscere alcune dei testimoni di questo progetto e di questa storia, e vorrei farvi conoscere attraverso un video Ercolina Gregolutti, una signora friulana, che quando il papà muore la mamma insomma l'aspetta, quindi è incinta, e quindi lei non l'ha mai conosciuto il papà, ma racconta di questo signor Ercole, di cui poi eredita il nome in questa brevissima testimonianza di un paio di minuti che tocca il cuore. Ecco, grazie. Sono Gregolutti Ercolina. Non si vede però la... mio papà, perché sono nata 8 mesi dopo, lui si chiamava Ercole, sono nata lo stesso anno che è successo la disgrazia. Piccola sì, che chiedevo alla mamma dov'è il mio papà. Quando sono andata a scuola, quello sì, è stato che io sono reso conto di quanto mi mancava il mio papà. Perché la mamma mi fa, guarda, quando la maestra ti chiede figlia di me puoi dire di Pelis Emma, però del tuo papà devi dire sempre fu Ercole. A me quel fu, che ho detto 84 anni, mi è rimasto ancora oggi impresso quel fu, perché io non ho mai potuto dire di. Nel mio crescere
Io l'ho avuto sempre mio papà presente, perché mi è sempre mancato tanto. Sinceramente a me mi è sempre mancato tanto. Sono diventata vecchia, che vede che mi emoziono parlare di lui. Io l'ho sempre avanti a me, io l'ho sempre presente. È emigrato in Francia, ha lavorato in una fornace di latterici e poi ha trovato lì a Ejourt, è andato a lavorare nella diga. Questa bambolina qui, mio papà l'ha sempre portata nel taschino della giacca. Quando mia mamma ha dato tutti i vestiti, tutte le cose, dopo è andata via a prendere, e nella sua giacca era sempre questa bambolina. Sono stata anch'io un emigrante. Quando si emigra manca tanta casa. Quando parte quel treno si rimane emozionati dalla partenza alla fine, si guarda di quel finestrino, e che prima si allontana, che si allontana, e anche quando si è giovani ci vuole coraggio. Eran giorni e giorni di neve fra le cime ghiacciate d'inverno. E passiamo, per concludere, lasciato l'ultimo paese, che è sicuramente quello che ci vede anche oggi coinvolti, con gli ospiti davvero per me speciali. Siamo in Belgio e quindi possiamo tornare al PowerPoint legato appunto al Belgio, che ci porta in Vallonia, e questi rapporti con l'Italia iniziano con la battaglia del carbone proprio per la ricostruzione energetica, tentando di attrarre manodopera tramite il famoso Statuto del Minatore del 1945. La mando avanti già qui e andiamo appunto in Belgio. E, nel 1945 appunto questo Statuto del Minatore cerca impiego anche attraverso la popolazione locale, ma non lo trova, e quindi attraverso appunto anche quello che sono stati i risultati della guerra, impiega coattamente di nuovo 60.000 prigionieri di guerra tedeschi, che vengono messi all'interno delle baracche, che poi saranno l'ospitalità per gli italiani che arrivano. Ma l'accordo italo-belga è del 23 giugno 1946. 2.000 operai italiani a settimana con 200 kg di carbone giornalieri come scambio, quindi a prezzo preferenziale. Un baratto che, se pensiamo a questo mese e a questo anno, sappiamo che è un anno molto importante per l'Italia. Si decide per la Repubblica, si inizia a scrivere la Costituzione, però l'Italia fa questo accordo poi con il Belgio. Quindi se noi pensiamo, ecco, alla nostra Costituzione, all'articolo 1, dove si parla che appunto la nostra Repubblica Democratica è fondata sul lavoro, forse dovremmo pensare, o almeno non trascurare, anche la parola emigrazione, attraverso la quale poi l'Italia con il boom economico si è ripresa con l'aiuto appunto di tanti minatori e non solo, operai che sono partiti, sono più o meno 300.000, si calcola in tutte le presenze, con contratti vincolanti di 5 anni, di nuovo legati a poca formazione o inesistente, tantissime ore di lavoro, dicevo prima, situazioni anche così fisiche, geografiche impervie e difficili, e poi inseriti in questi campi di prigionia e le famose baracche di lamiera degradate. In questo contesto gli incidenti sono all'ordine del giorno, abbiamo numeri anche molto difficili. Dal 1840 al 1965 le miniere registrano oltre 24.000 vittime, pensate, e solo nel 1957 sono circa 180.000 gli incidenti sul lavoro, quindi una situazione molto precaria, che ci porta però in questi accordi poi a pensare anche a quella che è stata la fondazione della CECA, della CE, e a gettare le basi in quello che è oggi la nostra attuale Unione Europea. E vorrei quindi in questo senso già invitare Ilvana per darle insomma anche il giusto spazio, quindi la farei appunto accomodare qui. E qui vedete un po' le baracche di legno dei nostri minatori, e qui abbiamo Marcinelle.
Grazie Ilvana per essere qui. Per me, per me e per tutti noi, insomma, la tua presenza è molto, molto importante. Siamo a ricordare proprio quest'anno, 8 agosto, ricordiamo l'anno 1956, i 70 anni della disgrazia, della tragedia di Marcinelle, un altro incidente preannunciato che ha visto la perdita di 262 minatori e di questi 136 italiani. 60 abruzzesi, abbiamo Manoppello in cui saremo anche presenti poi la settimana prossima, considerata città martire, con 22 persone che hanno perso la vita. So che anche tu sei in contatto con loro in questa rete, e abbiamo anche appunto 5 veneti, tra cui proprio il papà di Ilvana. Ilvana, ti chiedo un paio di cose. Io so che ti ho intervistato a lungo, quindi ti conosco e ho dei ricordi molto belli anche del nostro tempo, ecco, passato assieme, di cui ancora ti ringrazio. Ringrazio anche la famiglia per aver reso possibile la presenza di oggi, perché so che non è stato così semplice, che è una giornata anche difficile, quindi ringrazio un'altra volta. E so che mi hai raccontato di aver visto il papà per l'ultima volta a 12 anni. Sì, avevo circa 12 anni e mezzo. E cosa vuoi raccontarci di quella giornata, quello che ti senti come testimonianza, come memoria per tutti? Giorgia, quella mattina Quella mattina di solito il Belgio non ha tante belle giornate di sole, però quella mattina c'era proprio un bel sole, e io stavo, perché il mese di agosto il Bois du Casier ci pagava, andavamo in colonia dalla mattina alla sera, però non che mesi. Allora la mamma mi stava portando me e mio fratello al tram che ci portava in colonia. Allora stavamo andando fuori dal campo delle baracche dove abitavamo, e c'era, perché il papà aveva un fratello, si chiamava Angelo, che lavorava, faceva sempre i turni di notte e stava rientrando dal lavoro, però non eravamo tanto lontani dalla mina, e ci siamo accorti che c'era un fumo che veniva alto. Allora quando la mamma si è accorta dello zio Angelo, le fa: ma Angelo, cos'è? Io la do la dita, che le tut che il fum là. Ah, non sta preoccupate, Giovannina, che lei la legna per sora che brucia. Allora la mamma ci ha portato al tram, siamo arrivati in colonia, e in colonia ci mettavamo tutti in gruppi, insomma. Allora a un certo punto, però, quando siamo arrivati su, la direttrice fa: c'è bambini che hanno il papà che lavorano al Bois du Casier. Allora noi non ero da sola, c'era anche altri bambini. Allora ci hanno messi tutti assieme. Allora io però a quel punto ho pensato: sicuro è successo qualcosa, perché non ci mettavamo mai tutti assieme quei bambini. Bene, abbiamo passato la giornata, abbiamo giocato, ma ci hanno sempre tenuti un po' coccolati, dico io. Allora dopo, alla sera alle 4 siamo tornati al tram, e di solito la fermata del tram era vicino al campo dove abitavo. Allora siamo andati, però quel giorno là ci hanno riaccompagnato a casa le signorine, quelle che, perché non erano messe, era come un grest, insomma. E io quando sono andata a casa, sono andata dentro, e la mamma si è messa a piangere, e allora ho capito che era, e mi ha detto: guarda che il papà è sotto, è rimasto sotto. E così, insomma, dopo tutte le mattine la mamma ci prendeva, lasciava mia sorella, perché mia sorella aveva 2 anni,
e la lasciava una signora là e andavamo giù in miniera a sentire le notizie, stavamo là anche tutta la giornata per vedere, perché i primi 14 che sono riusciti a salvarsi, e speravamo sempre che ci fosse anche il papà, però purtroppo non c'era. Il papà è stato uno degli ultimi, vero, Sì, ad essere trovato? Il papà è stato ritrovato il mese di novembre del 57. Noi siamo stati là nelle baracche tutto quel tempo là, e dopo in agosto del 57 la mamma ha detto: Ivana, andiamo in Italia, perché si parlava con me che ero la più vecchia, insomma. E io però vi dico la verità, sì, mi hanno chiamata Macaroni quando andavo a scuola, tante cose, però ho avuto delle maestre bravissime, perché ce n'era una sola che era un po' razzista, Madame Lugan, e se no le altre erano proprio buone. E anche io non posso lamentarmi, ho fatto anche una vita contenta, perché ero col papà, che ero tanto legata al mio papà, perché era tanto buono. E anche con la mamma sembravano due fidanzati, perché lui partiva la mattina e vi dico che metteva 5 franchi, avevamo una credenza gialla laccata, me la vedo ancora davanti, e metteva 5 franchi su una tazzina piccola, e dopo la mamma con quello mi mandava anche a me a fare la spesa o prendere quello che occorreva. Allora alla sera arrivava a casa e magari guardava: Giovannina, manca 3 franchi, si tondata, ma non perché era, come posso dire, che non la sgridava, ma così lui le chiedeva dove aveva speso i soldi, però era buono, insomma, e io ero tanto, tanto legata al mio papà. Guardate, vi dico, siamo tutti adulti, la prima mestruazione io sono andata dal papà, non sono andata dalla mamma, perché non riuscivo a legare come col papà. Sì, poi nel libro, perché la nostra intervista è durata parecchio tempo quel pomeriggio assieme, si raccontano anche delle storie di vita in Belgio, a Marcinelle, dove lei racconta questo arrivo, no? Anche in questa nuova terra, sì. E l'accoglienza anche nelle scuole. Sì, l'accoglienza è stata all'inizio. Allora vi racconto un aneddoto che quello mi rimarrà per sempre. Mi sembra che era novembre, dicembre. Quando sono partita dall'Italia, i nonni paterni, qui qualcuno si ricorderà, no, perché siete tutti giovani qua. Penso che nessuno arriva a 80 anni. Allora ci hanno regalato, qua si portava le zoccole con il cuoio, tutto bello, lucido. E la prima mattina sono andata a scuola con questi zoccoli e tutte le bambine che mi guardavano, e io dicevo: ma cosa avranno quelle là che mi guardano così? Quando sono andata a casa le ho detto al papà: guarda papà che io non vado più a scuola là, tutte che mi guardano, Allora fa il papà: eri andata sì, sono andata con i zoccoli, ed è per quello. Allora il papà la mattina dopo è venuto dalla maestra e le ha raccontato questo episodio. La mattina dopo vado a scuola, perché là tutte le ragazzine avevano i scarponcini, e mi ricordo col pelo che veniva un po' fuori del bordo. Allora la mattina dopo vado a scuola e sul mio banco c'è un grande scatolone. Io ancora non parlavo francese, però avevo anche una cugina che andava a scuola là. E allora le dico alla maestra, e la maestra mi dice: ho capito che mi diceva di aprirlo. E io lo apro e vedo i scarponcini. Guardate, per me è stata un'esperienza. Una bella accoglienza, vero? Sì, è stato bellissimo. Questo è un ricordo che non dimenticherò mai. Bene.
Grazie mille Elvana. Chiamo un minuto solo Ghislaine che viene a fare un saluto anche. Ghislaine Rossetto, grazie perché siamo in chiusura, abbiamo già rubato tempo preziosissimo. Un minuto, grazie. No, resta pure lì, non c'è problema che si... Ecco. E poi appunto vi salutiamo. Sì, se vuoi dire qualcosa, appunto Ghislaine abbiamo detto che è vissuto in sì, l'abbiamo detto prima, solo che siamo un po' a corto coi tempi, è appunto in Belgio e con la sua famiglia è rientrata in Italia, ha perso il papà per silicosi, però racconta, ecco, una bella testimonianza e oggi è qui per ricordare e omaggiare il padre. Allora, la mia è un'esperienza leggermente diversa. Mio papà è partito nel 1947 per andare in Belgio, subito dopo la guerra. Lì ha conosciuto mia mamma e siamo nati noi figli, abbiamo frequentato le scuole francesi. Mia mamma ci teneva che imparassimo un po' l'italiano e ci mandava a scuola dalle suore missionarie italiane. Non è che abbia imparato poi molto, comunque ecco. Papà ha subito anche lui degli incidenti di lavoro, però è stato più fortunato rispetto a quelli che ricordiamo qua di Marcinelle. Abbiamo vissuto per un piccolo periodo dans des baraques en bois, non me lo ricordo perché ero piccola, poi successivamente ci avevano assegnato delle case con giardino perché i minatori, rimanendo sottoterra per tante ore, avevano il bisogno di stare all'aperto e coltivare un orticello. Ho tanti bei ricordi meno belli e poi papà ha deciso di tornare in Italia quando è andato in pensione perché voleva morire sotto il sole dell'Italia e siamo tornati qui nella provincia di Verona in sostanza. Io avevo 15 anni, non è stato facile, però sono qua. Abbiamo poco sempre tempo qui gli spazi, però ecco, ringraziamo tanto la presenza di queste due signore che hanno fatto anche lo sforzo, insomma, di arrivare qui per rendere questa loro storia privata e condividerla con tutti e andare oltre anche, insomma, alla nostalgia e anche al dolore. Quindi grazie di cuore, grazie a tutti per la presenza, spero che questi lavori non si perdano e che siano sempre un grande impegno civile per tutti e grazie di cuore, grazie al consigliere Pasqualone, grazie a tutti. Grazie Giorgia, grazie Gianluca, grazie per queste testimonianze. Abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione, però volevo ringraziarvi per queste bellissime emozioni che ci avete trasferito, che sono bellissime non ovviamente nei contenuti ma come testimonianze che possiamo dare a chi può venire dopo di noi, può avere una testimonianza che resta nella storia veneta, nella storia quindi regionale ma anche nella storia della nostra Italia. Quindi grazie davvero e grazie a Giorgia e Gianluca e al Centro Grandi Studi e Migrazioni per il lavoro che fate e tutti voi che siete venuti qui oggi.